È tutto sbagliato, è tutto da rifare. Con una decisione che ha avuto l'effetto di una doccia gelata sui palazzi veneziani del potere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato di avere impugnato il nuovo Statuto regionale del Veneto e la legge elettorale che ne è seguita. Gli articoli incriminati sottoposti al vaglio dei giudici della Corte Costituzionale sono il numero 30, relativo all'autonomia finanziaria, e il numero 34, relativo al numero dei consiglieri che compongono il Consiglio regionale. Una sberla per tutti i veneti, siamo pronti a marciare su Roma. Furioso il capogruppo regionale del PDL Dario Bond. Noi lo vorremmo far sentire, prima con tutti i nostri onorevoli veneti, senatori veneti, la voce trasversale dei vari partiti, perché l'abbiamo votato all'unanimità questo statuto. Secondo, se serve, e secondo me serve, bisogna che gli amministratori, dal semplice consigliere comunale al consigliere regionale, e dico anche al deputato onorevole, scendano a Roma e manifestino la loro contrarietà. Non si può uccidere una regione così, è una questione di principio che grida vendetta, sbotta Bond, che spiega come da Roma fossero arrivate prima richieste di chiarimento sulla specificità di Belluno, poi su quel prima i veneti che pare avessero agitato i palazzi romani. Gli ha fatto eco il capogruppo leghista Federico Caner. Il Veneto a guida leghista agli occhi del governo Monti è stato punito bocciando uno statuto che però è frutto del lavoro e della volontà unanime di tutto il Parlamento regionale e della Commissione. Dispiaciuto anche il consigliere regionale del PD Sergio Reolon, che però non la mette sul piano della contrapposizione e delle ripicche politiche. È brutto che sia successo, però dobbiamo guardare le cose in faccia come sono, dobbiamo prenderne atto e non mettere in piedi guerre, perché adesso io capisco Zaia, è tutto concentrato contro il governo e poi si lamenta perché il governo usa questo per fare ulteriormente guerra al governo. No, io su questo non ci sto. Qui mettere il Veneto all'opposizione del governo nazionale è una follia che rischiamo di pagare caramente.